Benvenuti, oggi è martedì 22 ottobre 2024. Il sole sorge alle 7:14 e tramonta alle 18:14. La luna si leva alle 22:11 e cala alle 13:03. Il santo di oggi è San Giovanni Paolo II. Il nome Giovanni in ebraico è abbreviazione di Yahweh, che significa il nome di Dio. Oggi, 22 ottobre, è il Caps Lock Day, una delle celebrazioni più bizzarre e stravaganti. A lanciare il Caps Lock Day è stato l'informatico Derek Arnold, stanco di leggere una quantità di mail e messaggi scritti in maiuscolo. Nel galateo di internet scrivere un'intera frase o una parola a grandi caratteri equivale a urlare, il che viene conseguentemente percepito come caduta di stile, atteggiamento maleducato o aggressivo, ma spesso è solo un'abitudine dietro la quale non si cela alcun significato. La nostra prima festeggiata di oggi compie 81 anni ed è Catherine Deneuve, considerata una delle più grandi attrici francesi. Si aggiudica la Coppa Volpi per Place Vendôme, l'Orso d'Argento per 8 donne e un delitto e la candidatura all'Oscar per Indocina. In occasione della 79esima Mostra del Cinema di Venezia le viene consegnato il Leone d'Oro alla carriera. Sposa il fotografo David Bailey e ha 2 figli, Christian, nato dalla relazione con il regista Roger Vadim, e Chiara, frutto della storia con Marcello Mastroianni. Auguri anche a un'altra attrice, Valeria Golino, che oggi spegne 59 candeline. Figlia di un linguista e di una pittrice greca, inizia la carriera ad Atene per poi approdare in Italia, scoperta dalla regista Lina Wertmüller. A 20 anni, grazie al film Storia d'amore, ottiene il premio come migliore attrice alla Mostra del Cinema di Venezia. Recita accanto a Dustin Hoffman e Tom Cruise in Rain Man. Nel 2013 debutta alla regia e l'anno dopo conquista il secondo David per Il capitale umano di Paolo Virzì e la Coppa Volpi per il film Per amor vostro. Per restare nel mondo della recitazione sono 40 gli anni per Luca Marinelli. Recita in spettacoli teatrali e proprio durante una replica il regista Saverio Costanzo lo nota e lo chiama per interpretare il protagonista de La solitudine dei numeri primi, tratto dal romanzo di Paolo Giordano. Pensate, per questo ruolo raggiunge i 99 kg di peso. Durante il Festival internazionale del cinema di Berlino del 2013 viene definito uno dei migliori 10 talenti del cinema europeo. Nel 2021 interpreta Diabolic, nel 2022 è tra i protagonisti del film Le 8 montagne. Il 22 ottobre 1982 debutta nelle sale Rambo con protagonista Sylvester Stallone, attore già amato dal pubblico nel ruolo del pugile Rocky Balboa. Ispirato al romanzo First Blood di David Morrell, il personaggio viene riadattato grazie allo stesso Stallone, che collabora alla sceneggiatura. La produzione inizialmente si rivolge ad altri attori, tra cui Robert De Niro e Al Pacino. In Italia la fortuna del film è legata al doppiaggio di Ferruccio Amendola. L'enorme successo al botteghino e la fama del personaggio portano alla realizzazione di 3 sequel. Ma sapete come funzionano i sottomarini? Per immergersi e riemergere a piacimento, i sottomarini variano la propria densità media con l'uso di un serbatoio contenente aria compressa. Con una densità maggiore riescono ad arrivare a profondità maggiori e viceversa. Finché dispongono di una fonte di energia possono farlo all'infinito, perché quando sono in superficie aspirano l'aria dall'atmosfera e la comprimono nel serbatoio, pronta per la prossima immersione.
Buongiorno ai 12, oggi il Sole è nel suo ultimo giorno di soggiorno in Bilancia, quindi un sole d'aria che da domani diventerà d'acqua. Ma vediamo come muta lo zodiaco Ariete. Oggi la Luna entra in quadratura entrando nel regno del Cancro, una Luna potentissima che vi renderà un po' più emotivi e farà compagnia presto al vostro Marte e quindi tra una distrazione e l'altra concluderete che è meglio agire che non stare con le mani in mano in tutti i sensi. Toro, la Luna diventa amica e vi dà un assist decisamente molto interessante, più morbida la comunicazione anche se sembrate ancora con la presenza di Marte un po' agguerriti, mentre Plutone sta disperatamente suggerendo a Marte come ovviare a tutta una serie di faccende pratiche che vi stanno a cuore. Trasformerete tutto, state tranquilli ma non siate agguerriti. Gemelli, la giornata di oggi prevede l'abbandono della Luna nei vostri gradi, una Luna che ha dato una buona scossa emotiva, ma che adesso lascia Giove un po' perplesso e un po' più disancorato dagli altri pianeti e dagli altri aspetti, rendendovi un po' perplessi. Qualche ragionevole dubbio? Il dubbio è sempre motore di conoscenza ulteriore. Cancro, la Luna entra nei vostri gradi, è il momento più bello per voi nello zodiaco. Questo oroscopo oggi parla di un'emozione molto forte, potente e passionale. Si torna a parlare d'amore, beati voi. Leone, giornata decisamente molto interessante proprio perché la Luna vi rende emotivi e allo stesso tempo passionali, suscettibili di attrazione e non fermi sulle vostre posizioni come al solito. Lasciatevi andare e soprattutto non privatevi di stare a guardare chi già vi osserva da un po'. Ricambiate lo sguardo. Vergine, giornata oggi che prevede una luna molto amicale, una luna che ha a che fare con squadra e con persone amiche con cui è utile chiarire un po' di faccende. Tutta la configurazione astrologica sta per mutare, per cui il vostro Mercurio che vi suggerisce delle buone intuizioni e soluzioni dovrà solo farsi ascoltare per ottenere quello che volete. Bilancia, giornata oggi che prevede l'ultimo giorno di stazionamento del Sole nei vostri gradi, un Sole che vi ha corroborato di energia e che oggi vi regala un mirabile gioco di trigono con la Luna, quindi riprendete un po' i vostri sentimenti, il modo di vedervi bello e positivo e tornate a incendere nel mondo in una maniera pratica, concreta, senza troppo confondervi in amore. Scorpione, oggi la presenza del Sole sta per farsi sentire e da domani avrete una bella sorpresa. Intanto Mercurio ospita nei vostri gradi che sta facendo di tutto per allietarvi. Un Mercurio che sta dialogando in maniera tale che delle certezze sia in amore che al lavoro siano una realtà. In più oggi potreste ricevere una telefonata importante che vi farà molto piacere. Sagittario, giornata oggi che prevede un solidissimo trigono Luna e Nettuno, questi due pianeti sognatori morbidi e romantici che si innamorano di qualcosa di un po' lontano, poco comune, un qualcosa da raggiungere, un obiettivo di quelli che vi faranno fare una valigia, quindi perché non raggiungerlo? Capricorno, giornata oggi che prevede l'inizio dell'opposizione lunare e quindi l'umore non è proprio dei migliori, qualche dubbio, sospetto, qualche prospettiva, qualche voglia di analizzare un po' meglio una situazione che vi risulta poco chiara. La presenza di Plutone ancora vi mette dei dubbi, ma durerà poco. Acquario, giornata oggi che prevede l'abbandono del trigono della Luna, poco male visto che il Sole vi regala un ultimo sprazzo di felicità e di grande energia che potete sfruttare bene soprattutto nella prima parte della giornata. Mentre Mercurio ancora si fa ostico, Saturno vuole comunque mettere in prospettiva dei progetti ambiziosi che metterete a punto nei prossimi mesi e siate molto attenti a tirare fuori il vostro vantaggio da ogni tipo di accordo.
Pesci, giornata oggi che prevede sempre questo Mercurio che dialoga con un Saturno e che vi rende proliferi, ma la notizia più bella oggi è il trigono della Luna che vi rende molto morbidi, sognatori e romantici, anche se Venere non potrà creare l'armonia generale come vorreste, il vostro atteggiamento oggi farà sicuramente la differenza. Nel garage della sua abitazione il fisico americano Carlson inventa la fotocopiatrice, un dispositivo che al posto del normale inchiostro liquido utilizza una polvere nera, il famoso toner. Dopo vari tentativi, il 22 ottobre 1938 riesce a farlo funzionare, producendo la prima fotocopia chiamata allora elettrofotografia. To see the back of someone significa letteralmente vedere la schiena di qualcuno. E infatti questa espressione inglese significa essere contenti di vedere qualcuno andare via, qualcuno che proprio non sopportiamo. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il pittore Paul Cézanne aveva un carattere ansioso. Trovò difficile stringere rapporti con i colleghi e per questo si spostò da Parigi alla tranquilla Provenza. Le sue tendenze ossessive erano evidenti sia nel modo di dipingere, aveva bisogno di 100 sedute di lavoro solo per realizzare una natura morta, sia nella paura di essere toccato dagli altri. Ordinò anche alla domestica di mantenere le distanze da lui. Morì il 22 ottobre 1906 a causa di una polmonite contratta dopo essere stato sorpreso da un uragano mentre dipingeva all'aria aperta. Ci salutiamo con la frase del giorno. L'approvazione degli altri è uno stimolante del quale talvolta è bene diffidare. E diamo il via a questo nuovo martedì di ottobre, come sempre all'insegna della curiosità. Buona giornata e a domani dalla vostra Martina.